Alle muart? Bon, succede. No, però Autogrill mi è piaciuto fare questa esperienza qui. Anche perché è la prima volta che faccio un lavoro per Furlan, la mia prima lingua. Io fino a 3 anni non ho mai chiacchierato per italiano. Sul serio, cioè, non è che come ho chiacchierato di ben italiano, Furlan, mi incioppai di sempre. Però mi è piaciuto fare questa esperienza qui. Jakub è il deus ex machina dalla situazione, tal senso che è proprio lui il voli che va a Tor, al dipende di un altro voli che sono le telecamere fissis che sono tra l'autogrill per evitare i robaris, per controllare la situazione, e dopo lui diventa il voli della situazione, al giro, al curiose, al vaio di ceca fase inchiatris e tutti che robischi. Io sono Jakub, il pari di Emilio, che è un giovane un po' pelandrone, un po' un sflaccione con manis di artistichis. Insciminit! Ma c'è cosa dovrò fare con quel netteveris? Tipo, Emilio, non sta a fare così che tu mi rompi su tutto! Emilio, lascia sta, butte dentro i benzine tu che col netteveris mi rangi io! Bonde! Maico sbagli, Maico impari! Imparato, ti ho imparato, imbardeato come che tu sei! Papà! Che chi è la me stazione di servizio, era la to come è la me rivisto a capire, e come ho sito e talpine via, Voi, Fispo, tu tiri su e dopo loro ti butti in sotto. Allora, le prime robe di Disi è che io sono Emilio, ma non sono il paron dell'autogrill. Innanzi a me pari, Jakub non è il paron dell'autogrill. Il vero paron si chiama Luca e lei sua femmina è Cinzia. Cinzia, grazie, mi fa di mangiare veramente bene. La seconda roba che di Disi è che finalmente sono lata a fare, le mattine mi sono levata al mio paese, vissuto di scene, a solo il giornale, mattina presto. E tutto il paese finalmente si è renduto conto che io ho un lavoro e anche tutto che io faccio il benzinare veramente. Perciò le mie famiglie è contente. Finito tutto! Allora Cinzia, ci vediamo, Ciao! Lei! Ciao! Salute! Dai, no, per piacere. Io vi ringrazio, io spero che torniate, spero che non sia finita qua. E dovremmo parlare in Ciao, grazie di tutto. Tu che tu mi hai esclamato iene, sai tu c'è che ti dici? Che un caffè così. Non lo fai neanche il cinese. Non sta scomodare i cinesi, so io che gli hai sputato dentro. Tettone! A te dal davanti invece ti hai splanate un marangon, no? Ninine tiale, ti hanno pompato masse atmosferi sta che stettin. A ti scloppi! A te ti è sclopato il cervello! Brutte bestie, l'invidia. Sì, Bruce, anche i denti fry. Mai come le vostacchie? Tutto sesso ne occhie. Gialline. Porcitte. Chiane. Strie. Grepie. Rodie. Lofie. Amen. Ma se non deve stare mate! Allora ho fatto un avvocato un po', come dire... Hai fatto un avvocato, diciamo dire, biele. Ecco, un avvocato con degli attributi femminili molto in evidenza, ma altri attributi maschili altrettanto in evidenza. Hai fatto un avvocato che aveva alc che hanno in particolare le feminis, che però insieme aveva alc di un uomo. Ecco, poi ho fatto un meraviglioso allenatore di calcio. Hai fatto un bellissimo allenatore di ballone, mai veduto un allenatore così, infatti mai veduto. Con una maglietta bellissima. Con una bellissima mauta da Ludin, con un giocatore GCN scritto sulla schiena. E con un berretto bellissimo prestato da un signor tecnico. E con una barrette che così ne sono mepette. E poi ho fatto Irina. E dopo hai fatto Irina, la foresta. Che voleva un caffè. Che aveva voglia di bere un caffè. E che aveva questa scena d'amore con un altro collega che non è lui, ma va bene. E che ha fatto una scena d'amore con un collega, anche se io avevo voglia di farle con un altro. Ecco.
E dopo altri personaggi, che la me murosa in pectore, perché Furlan sono ladins, la me murosa in pectore che è Gise, e che prima o dopo si metteranno insieme, e dopo è Katia, che è la murosa in pectore di me Emilio, che sarebbe il mio collega e compagno di lavoro Manuel Buttus, e dopo non sai, Claudia, c'è di tu? Vonde? E allora è Vonde, grazie. Mandi occhio, si vede la prossima volta. Allora volevo dire buonasera, mi trovassi bene a lavorare qua in questo... Ah no. Oh no, scusai. Sì, come no, eccolo. In Triestino o in Furlan? In Triestino. In Triestino, allora eccolo. Grazie. Prego. Grazie. Però come ho cambi lingue, perché io sono un'attrice furlane e sono Gise e sono contenta perché queste volte ho finalmente chiatato il moroso. Dio, è un po' cansianotte, ma insomma c'è che il passo il convento, vino di fa, non si può neanche pretendere, insomma. Gise! Gise, ma secondo te, se Mulla è fatta a fare i chioli dalla squadra degli artisti? Ah, ben che non lo sai. Alvaro ha letto una di queste poesie. Le poesie, e dispo, Gise, Gesute, ti piacciono le poesie? Ma dai, Jacopo, insomma, non io che le prendi, insomma. E insomma, non si poteva tenere locale, allora gli dite Emilio, va, che con la benzina mi ragni io, ecco. C'è scandalo, una volta non si mollava il lavoro, non ci parlava ai funerali, non è più religione, ma c'è si fase a lasciare la responsabilità di una stazione di servizi a une femmine, una signore. Signore? Oh, ben, Jacopo, che gentile che tu sei, tu mi hai chiamato signore. Ma no, tu signore. Una signora stazione di servizio, in man di une femmine, vedrane e anche a vonde stagionate. Dippo, maleducato! Tu sarai sbielto, tu, vedo il pensionato e sono ridotto a me stagionate, oh! Ma sincelengate, femminis, non son più gli stagionati di una volta. Non ho l'età per amarti! Dispo, cinguetti, cip, ti covente Emilio? Stagionate a messe! Ti plasaressa a te, E dopo però una roba biele di questo autogrill, questo real comedy, bielissima, lei proprio il clima che si respira tal chiast, cioè sarebbe il solare, no, tal cast. Che tutti maestranci, sia attori, tutti che si urin bene, ma è una roba incredibile. Cioè pensa che ogni mattina, appena che arrivi, un al fas all'altri, uno chiaresse sulle muse per ogni anno di anagrafica là. E io la mattina, quando mi dici, pensa, corrivi e mi chiappi vince 7 chiaresse sulle muse, è straordinario, assolutamente straordinario.